È in diretta. Bene, allora buon pomeriggio, direi di iniziare già con le vostre domande, quindi chi vuole rompere il ghiaccio. Stefano Edel. Senti, ci hai detto stiamo bene, io ti chiedo, hai visto alla fine com'è chiuso la squadra, con un giocatore con i crampi per 10 minuti non ha più giocato, poi alcuni giocatori erano morti, proprio morti fisicamente, probabilmente anche mentalmente. Ti chiedo, caldo, ieri l'avevamo parlato, primo caldo, il problema della tensione nervosa per cercare di recuperare il risultato, oppure c'è un problema anche di condizione fisica? No, la prima analisi, che Franco potesse avere i crampi, ce li ha avuti anche quando ha fatto 3 partite consecutive, quindi sappiamo che ha un problema. Per il resto no, abbiamo speso tanto, secondo me abbiamo sempre fatto partita, poi abbiamo commesso degli errori e noi gli errori li paghiamo cari, però non c'è un problema di condizione, assolutamente no. Poi è normale che quando uno è sotto 2-0, per quanto io predichi calma, ci sta anche l'ansia, no, per uno che deve recuperare il risultato, ma non è un problema, cioè non è il problema fisico. Giorgio Miola. Sarà volto del 2-0 ma durato in 20 minuti, ma cosa è stato sbagliato? Abbiamo subito 2 ripartenze loro, abbiamo subito 2 gol con troppa facilità. Noi subiamo, alle volte andiamo in svantaggio con troppa facilità. Abbiamo preparato il fatto che Florenzi fosse un giocatore abile negli inserimenti, sapevamo che l'arma migliore loro era la velocità dei 2 esterni, ci siamo fatti prendere su quello che sapevamo. No. Mi viene anche fatica poi parlare del resto, perché non possiamo ogni volta pensare di dover recuperare in Serie B, recuperare 2 gol a una squadra che viene fuori casa, che poi fa il calcio che vuole loro, perché sono veloci, giocano di rimessa e diventa un dramma. Abbiamo sempre cercato di sviluppare la partita come l'abbiamo preparata, abbiamo avuto anche le nostre occasioni per far gol, però andare sotto così diventa pesante dopo. Scusa, senti, sembra che il rendimento in casa nel giorno di ritorno sta diventando un problema per la tua squadra. Siete stati risucchiati anche perché mi pare che avete fatto 9 punti in 7 partite. Sì, non è un... Finisco completo. No. Al di là di questo mi sembra anche che, anche se non ne parlate più, il discorso dello stravolgimento del risultato della partita col Torino sta diventando una sorta di demone che avete sulla schiena, cioè mi sembra quasi che qualcosa vi sta schiacciando. Non so se sono 2 cose separate o... No, ci pesa non averli i 3 punti, questo sì, perché comunque sì, avremo un discreto margine con 3 punti in più che ce li siamo fatti sul campo, però non ce li abbiamo, quindi il calcolo sui 3 punti non li faccio. Sì, in casa non stiamo avendo un rendimento da squadra che vuole centrare un obiettivo importante come quello del playoff. In questo momento qua, a 9 partite dalla fine, non penso neanche sia... Non ho tempo di piangermi addosso, dobbiamo tirare sulle maniche e andare avanti. Adesso guardiamo la partita con Livorno, cerchiamo di correggere quello che non è andato, anche se, ripeto, fare una valutazione, la devo rivedere la partita, perché poi a caldo magari una ha delle impressioni e rivedendola c'è poi un'altra. Però dal punto di vista della preparazione alla partita, secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo, ma prendere gol così complica tutto, ci complica tutto. Stefano Edel. Ancora su un discorso legato alle alternative. Tu dici ho 26 giocatori, ho un'ottima rosa, però oggi avevo azzeccato 10 undicesimi della formazione che hai fatto, avrei giocato anche io con quegli stessi giocatori che hai proposto tu, tranne Caccia, forse anche tu di solo per l'Italia. Se le alternative però sono queste, tranne tutto... In che senso dici? Con rendimento. Con il rendimento che hanno dimostrato oggi in campo, io fossi in te mi preoccuperei un po', perché tu dici ho dei giocatori validi, ma io Caccia non lo vedo più, assolutamente, ha sbagliato un gol di testa che era più facile farlo che sbagliarlo. Schiavi cammina, anzi imbarazzante in certi momenti. Lazarevic è il solito Lazarevic, cioè io ho capito anche come hai cambiato 4-2-4 nel secondo tempo, cioè per un allenatore penso si pongano
risponda a delle domande di fronte al fatto, forse l'unico è stato Agnello, al di là del fatto del gol, che ha un po' cambiato. Allora, se le alternative sono queste, non c'è da fare forse una riflessione più importante, complessiva, cioè dire, insisto su quelli e magari, spero, perché francamente Marcolini oggi in condizione fisica non mi pareva qualche problema, forse diciamo che sono 4-5 partite che il blocco più grosso più o meno è sempre quello. Ci sta che io possa cambiare 2 o 3 giocatori a seconda anche di esigenze o di infortuni o di stato fisico. A me spiace entrare nei singoli. No, beh, è il vostro lavoro, ci mancherebbe altro, ma ti dico, durante la settimana ho sempre risposte positive, Ho l'impressione che noi in questo momento qua sentiamo il fatto di dover fare risultato in casa, che poi è la realtà, perché noi se vogliamo costruire la possibilità di centrarlo al playoff, secondo me dobbiamo centrarlo in casa. Sì, ci può stare la vittoria esterna, però è in casa che dobbiamo fare qualcosina di più. Oggi siamo stati condannati per nostra colpa da 2 episodi pesanti, pesantissimi, però insomma sono 10 mesi che lavoro con questa squadra qua, ormai la conosco, so i pregi e i difetti che abbiamo, ma io se non voglio fare avvocato del diavolo, quando tempi non sospetti dicevo che non saremmo stati una corazzata per spaccare tutto, è perché ce li ho sotto gli occhi tutti i giorni, me compreso. Quindi noi secondo me sul campo 56 punti siamo, parlo sempre di quelli effettivi, abbiamo fatto secondo me un cammino importante, non basta, mancano 9 partite e non abbiamo i 3 punti che abbiamo fatto, quindi dobbiamo cercare di fare qualcosina di più. Oggi abbiamo cercato di fare tutto per benino, ma senza determinazione giusta per portarla a casa, ecco. Al di là degli errori in fase difensiva, perché è vero anche che abbiamo avuto secondo me 5-6 palle gol importanti, ma non c'è stata l'atteggiamento mentale, la cattiveria, la determinazione che c'è stata al derby, ecco. Ne avevamo parlato anche al video giovedì. Adesso torno sulla partita, io sono già preoccupato di andare a vedere quella con Livorno. Ormai questa qua è andata, è un risultato che ci pesa parecchio, perché oggi è una partita dove noi potevamo fare un saltino di qualità e arriviamo sempre al pelo di fare il saltino di qualità e poi non lo facciamo mai. È stato un difetto che ci ha accompagnato tutta la stagione. Andiamo avanti. Stefano Volpe. Infatti, appunto quello che dicevi tu, secondo te la squadra era un po' scarica, magari per quanto ha speso a livello emotivo nel derby, anche per l'empati che poi giustamente si è creata, vincere la vicenda dopo 54 anni, perché sono sembrati, non dico svogliati, però scarichi. Ha influito la partita di lunedì? Ma è una partita dove abbiamo speso energia, però né più né meno che una partita come le altre. È stata una vittoria in trasferta, ne abbiamo fatte altre, non vedo un dispendio particolare o eccessivo. In fin dei conti dal lunedì al sabato c'è 5 giorni per recuperare, secondo me abbiamo fatto anche le cose fatte bene. Secondo me dal punto di vista mentale, anche durante i giorni che hanno accompagnato il pre-partita di Crotone, la squadra ha avuto atteggiamento giusto. Faccio fatica ad andare a muovere un appunto su queste cose qua. Poi c'è il campo e il campo dice che abbiamo commesso degli errori gravi e li abbiamo pagati a caro prezzo. Davide Mattino. Volevo chiedere una volta Vicenza che gioca a Bentivoglia davanti al Nevesa, il suo regista un po' no, nel senso che io sinceramente non l'ho visto bene né Vicenza né Omo. E volevo capire italiano e milanese, cioè non sono mentalmente in grado di giocare? No, non c'entra niente. Oggi ho fatto una valutazione solo tecnica, perché pensavo che il Crotone si schierasse con 3 attaccanti, di cui uno, come ha sempre giocato le ultime partite, di cui uno era Khalil, che è un giocatore che si abbassa sempre a prendere la palla. E quei 3 attaccanti, i 2 esterni loro, avrebbero fatto un movimento opposto e a me serviva un giocatore che assorbisse il movimento opposto. Si sono rimessi invece 4-2-3-1, prima dello svantaggio non mi sembrava di soffrire particolarmente. Dopo dopo ho delle scelte da fare, nel senso che ho privilegiato cambiare qualcosa davanti, perché Marcolini è uscito solamente per aumentare il tasso offensivo
e quindi ho delle priorità e da quel punto di vista in mezzo al campo non ho materiale per i giocatori per cambiarlo. Qualcos'altro? Stefano Volpi? Tornando al discorso invece della difesa, quanto ha pesato oggi dover cambiare 2 su 4 rispetto all'ultimo uscita? Perché alla fine avevi trovato il tuo assetto difensivo, oggi 2 su 4 può aver inciso molto sulla prova difensiva, secondo me. Ma abbiamo preso gol su una palla dritta per dritta e l'abbiamo fatto giovedì, no? 20 mesi fa. E il secondo su una ripartenza dal calcio d'angolo abbiamo fatto un errore gravissimo. No, ti direi di no, così a due piedi direi di no. È normale che cambiarne 2 su 4 non è proprio il massimo, però secondo me non c'è stato, il reparto non l'ha accusato, ecco, non l'ha accusato. Abbiamo fatto 2 errori, uno singolo e uno di attenzione. Il Presidente è passato a fine gara in spogliatoio oppure ha visto che qua non... No, non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto. Bene, se non c'è altro passiamo alle TV. Grazie, buon pomeriggio.